Un sit-in per portare solidarietà ai 117 medici del San Francesco di Nuoro che pochi giorni fa hanno presentato un esposto alla procura per denunciare nell'ospedale nuorese una carenza di personale tanto grave da non poter più garantire i LEA, i livelli essenziali di assistenza, ma anche per sostenere gli operatori sanitari dell'intera provincia, della Barbagia Mandrolisai e di tutta la regione di fronte a una crisi della sanità pubblica sarda senza precedenti che a ogni turno di lavoro mette in pericolo la salute di medici e infermieri e quella dei pazienti. A organizzare la manifestazione questa mattina nel piazzale dell'ospedale San Francesco il gruppo Allerta in Barbagia. Noi siamo qua per sostenere i 117 medici che hanno presentato l'esposto, perché praticamente altro non hanno fatto che confermare quello che noi stiamo urlando da circa un anno e mezzo. LEA non garantiti a Nuoro assorgono, carenza di medici, sempre più reparti accorpati. La denuncia del gruppo Allerta in Barbagia individua le responsabilità nella ASL 3 di Nuoro e nei vertici regionali. Siamo qua per chiedere, ovviamente, anzi per suggerire alla direzione ASL 3 di Nuoro di dimettersi, anche perché è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo. Non c'è bisogno di sponsor, di giornali o di uscite o di promesse, perché qua stiamo trattando della vita dei cittadini. Ancora una volta chiedo che il Consiglio regionale intero dia le dimissioni. E in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre l'appello ai parlamentari sardi è di dare la priorità ai problemi dei cittadini. Non ci interessano le poltrone, ci interessa la vita dei cittadini, i LEA non sono garantiti. Diciamo che stiamo prendendo in seria considerazione l'idea di riportare le schede elettorali.